Opla! E oggi andiamo su per il Pizzoc. Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Ecco qua il primo sentiero. Oggi siamo qui per fare una sessione esplorativa dei sentieri del Cansiglio. Questo è uno dei sentieri che si trovano andando su per il Monte Pizzoc, è uno dei più bassi. Questo porta direttamente al villaggio cimbro di Vallorc. L'abbiamo fatto io e Davide e anche Gianluca a piedi e in bici, in tutti e due i modi. Potrei pensare di rifarlo uno di questi giorni con la neve, però prima ci tengo ad arrivare in cima al Monte Pizzoc e vedere com'è il Kai 980, se lì riesco a prenderlo e in che condizioni è, se è percorribile in bici, perché se siamo qui proprio per vedere in che condizioni sono le strade, i sentieri, quanta neve c'è, quanto ghiaccio c'è, se in caso di venire con i copertoni da enduro da neve oppure quelli chiodati da ghiaccio, dove probabilmente dopo andremo a vedere del Kai 980, ma non sono sicuro perché è già tardi. Io ho avuto problemi tecnici con la bici e per cui ho perso un paio d'ore e sono fuori, ma non volevo rinunciare e dunque vengo qui, faccio un'esplorazione, guardo in che condizioni sono i sentieri e le strade. La strada è in parte innevata ma in gran parte ghiacciata, dunque consiglierei almeno per questo momento usare copertoni chiodati. Allora, siamo sabato 4 gennaio, è l'ultimo giorno di bel tempo per questa settimana. Da domani dovrebbe già arrivare brutto tempo, forse anche neve in questa zona. Potrebbero cambiare le condizioni delle strade e dei sentieri, ma se non c'è molta neve, se non ne viene giù tanta, resterà più o meno invariato. Forse un po' meno ghiaccio, ma non è detto, perché qui passano molte auto, compattano la neve e la ghiacciano. Dunque, per il momento, a meno che non vengano 40 cm di neve, credo che è meglio usare ruote da ghiaccio. E da tanto che non vado più da quelle parti, vado a farmi una rinfrescata del luogo. Continuiamo, che è già tardi. E qui poco più sopra, al sentiero per Vallorc, incontriamo quello del Taffarel che porta verso Campon. Oggi ne approfitto anche per testare un po' di attrezzatura tecnica presa al Decathlon. Ad esempio i calzettoni da montagna, gli SH 900. Dopo vi lascio in descrizione il modello esatto, e la maglia intima sempre da trekking, quelle termiche. Posso dire che la maglia termica si sta comportando discretamente bene, mentre i calzettoni, che sono anche belli imbottiti, posso affermare che fanno schifo al cazzo, perché sento un freddo cane, mi si sono congelate le punte delle dita per quel poco tempo che sono stato sulla neve, pochi minuti, più che altro il tempo necessario per tirar fuori la bici dall'auto, mettere sulle ruote, che ero parcheggiato sulla neve. E non solo, questi calzettoni sono la versione a mezza gamba, purtroppo al Decathlon di Fiume Veneto di Pordenone hanno solo quelli e sono i top di gamma, per cui sono quelli che dovrebbero tenere più caldo di tutti. E posso dire che dei semplici calzettoni sintetici cinesi rendono meglio che questi qua. Parecchia roba ultimamente del Decathlon mi sta deludendo, ma tanto. La stessa maglia intima, questa termica che ho su, ho dovuto cucirla, ricucirla, perché c'erano pezzi di filo che venivano fuori, ho dovuto cucirli, bruciarli, ed è comunque una maglia della fascia medio-alta, perché costa sempre, mi pare, intorno ai 30 euro. Diciamo che tecnicamente sta andando benino, mi tiene abbastanza al caldo, non sono troppo bagnato, per cui trasuda abbastanza. I pantaloni di cui vi metterò sempre in descrizione dovrebbero essere gli SH o SN, tengono benino, questa temperatura che siamo intorno ai -2 andiamo bene. Comunque devo dire che l'abbigliamento tecnico
insomma non mi ha soddisfatto moltissimo. Eccoci, siamo in cima al Monte Pizzoc. Quello è il rifugio città di Vittorio Veneto e qua siamo sulla piana veneta. Ora non posso continuare perché purtroppo ho problemi con la ruota davanti. Questo è il set che ho usato l'ultima volta di copertoni chiodati, che non mi aveva dato problemi di gonfiaggio fino a oggi. Infatti ieri sera ho controllato tutto, montato tutto, stamattina ho controllato le pressioni, poi sono arrivato al parcheggio qua sotto il Monte Pizzoc, ho montato la ruota davanti ed era sgonfia. L'ho rigonfiata con l'unica bomboletta CO2 perché la pompa non riusciva a gonfiarla. Insomma, l'ho già gonfiata 3 volte sta ruota e continua a perdere pressione. Infatti adesso è quasi sgonfia. Purtroppo a questo punto io devo rinunciare a controllare il sentiero 980 che sta là. Mi tocca tornare indietro subito. Se con domani o dopodomani c'è bel tempo e si può tornare su, allora vengo su di nuovo con questo set qui di ruote chiodate. Se invece è brutto tempo dovrò aspettare la prossima settimana o fra 10 giorni per continuare questa avventura. Allora, questa è la piana del Cansiglio, quello è il gruppo del Cavallo, là c'è il Monte Cornier, abbiamo laggiù il Sauc. Spostandoci di qua dovremmo avere Cima Paradise e Col dei Sos e poi il Candaglia. Qua è il Pian delle Laste, Colindes, di là deve essere Tambre, Palantina è qua, di là c'è la Mezzomiglio, Lago di Santa Croce, là c'è il Palso San Boldo e dovrei fare tutta questa cresta per poi arrivare fino al lago di Santa Croce. Vediamo più avanti, magari sta estate. Oggi proviamo anche queste nuove ginocchiere Salvo Amplify con la zip laterale. Diciamo che sono comode da toglierle, un po' ingombranti, anche se non direi proprio tanto pesanti, ma un po' ingombranti. Si tolgono bene, diciamo. Metterle su un altro discorso. Non è proprio il massimo della facilità. Bisogna che la gamba sia molto dritta, bella distesa e gradualmente tirar su la cerniera, sperando di non romper fuori tutto. Ecco qua, la cerniera va per l'esterno, ci sono anche delle fibbie col velcro. Mi servivano delle ginocchiere che fossero belle fisse, economiche. Queste sembrano soddisfare i miei requisiti. Questi bordi qua che sono rognosi, per dire il vero, bisogna farli girare perché diventa difficile. Volevo evitare di avere roba da togliere le scarpe eccetera, perché spesso sulla neve non è proprio il massimo. Potresti metterle su togliendo le scarpe se non ce la fai con la cerniera, però per toglierle sembra che ce l'abbiamo fatta. Sono belle toste queste ginocchiere. Al Pine Star mi cadevano di continuo, queste sembrano solide, non so come sono in pedalata, non le ho provate in pedalata, adesso le provo solo scendendo. Più avanti vi dirò anche come sono in pedalata. Pettorina e torniamo giù.